Il Friuli Venezia Giulia si presenta da protagonista all'edizione 2010 del Vinitaly. Un'immagine completamente rinnovata. I produttori regionali riuniti nella primavera collettiva sono le carte vincenti che gioca la regione per promuovere con forza il comparto vitivinicolo. Sì, è proprio così, abbiamo voluto completamente rinnovare la nostra immagine rispetto agli anni precedenti. Abbiamo fatto un concorso di idee, abbiamo dato degli input, volevamo uno stand di eccellenza con colori sobri che in qualche modo rispecchiassero la grande qualità del Friuli Venezia Giulia, la grande qualità dei suoi prodotti e dei suoi vini. Abbiamo scelto un claim Top White Wines, grandi vini bianchi, perché sono i nostri portabandiera in tutto il mondo, ed è una soddisfazione ricevere ogni minuto, direi, un complimento da parte delle aziende, degli addetti ai lavori, dei professionisti, dei giornalisti. Ciliegina sulla torta, Wine News, che è uno dei più importanti siti internet del mondo dedicati alla produzione del vino, ha definito lo stand del Friuli Venezia Giulia il migliore della 44esima edizione di Vinitaly a Verona. I grandi vini del Friuli Venezia Giulia protagonisti al Vinitaly 2010. Assolutamente, ma con una grande novità. Sapevamo che i nostri vini friulani sono di eccellenza. La novità sta nel fatto che per la prima volta c'è una vera collettiva regionale sotto il tetto del Friuli Venezia Giulia, oltre 90 produttori, a significare che forse siamo alla svolta, un momento buono per rilanciare certamente il vino, ma come portabandiera di tutte le produzioni agroalimentari friulane.